Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca per la tragedia della strada accaduta questa mattina all'alba a Grado, dove un uomo di 44 anni è morto mentre stava andando al lavoro in bicicletta. Sentiamo il servizio. È morto mentre stava andando al lavoro un uomo di Grado di 44 anni, Samuele Gregori. L'incidente questa mattina intorno alle 6 lungo la ex strada provinciale 19 nel tratto di via Monfalcone all'altezza del campeggio Europa a Grado. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione dell'Isola del Sole intervenuti sul luogo dell'incidente insieme a una pattuglia proveniente dalla compagnia di Monfalcone, l'uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con una vettura SUV. È stato sbalzato per alcuni metri e ha riportato un trauma cranico fatale. È morto sul posto per le gravissime ferite riportate nonostante i tentativi di rianimazione avviati dal personale di un'ambulanza inviato in emergenza dalla Sores. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone per la messa in sicurezza dei veicoli e per la messa in sicurezza della sede stradale. Ancora cronaca, un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito ieri sera dopo essere uscito di strada nella frazione di Giavons a Rodeano Basso di Rive d'Arcano. È stato soccorso dall'ambulanza e quindi portato all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. Rilievi dei militari dell'Arma, sul posto anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele. 51 migranti sono stati rintracciati ieri sera a Opicina di Trieste. Sono stati trasportati al commissariato di Polizia di Stato di Opicina per le operazioni di identificazione, saranno avviati a triage e quarantena fiduciaria. L'avvio ufficiale delle elezioni è fissato per il 16 settembre, ma già alcuni studenti del Friuli Venezia Giulia sono tornati sui banchi. Anche il presidente Fedriga ha accompagnato i suoi figli in classe e ha detto che l'obiettivo resta la presenza al 100% in aula tutto l'anno. No, la Green Pass anche per andare in bagno, ha poi detto. La maggior parte degli 829.000 studenti del Friuli Venezia Giulia tornerà in aula il 16 settembre, ma questa mattina in regione è già suonata la campanella per alcuni istituti. Ad accompagnare i propri figli in classe è stato anche il governatore Massimiliano Fedriga, che poi in diretta TV a Morning News su Canale 5 ha detto: «Il nostro obiettivo è mantenere la presenza in classe al 100% per tutto l'anno scolastico. Nuovi lockdown penso siano insostenibili per il Paese». Fedriga ha riferito di aver visto oggi nella scuola dei figli una situazione assolutamente tranquilla e per i genitori ha detto nessun problema. Oggi ritorno sui banchi per 3.865.000 studenti di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle d'Aosta e provincia di Trento. Le lezioni sono riprese il 6 settembre nella provincia di Bolzano, mentre inizieranno domani, 14 settembre, in Sardegna, il 15 in Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana, il 16 anche in Sicilia, oltre che in Friuli Venezia Giulia. Le vacanze dureranno invece fino al 20 settembre per gli studenti di Calabria e Puglia. Con oggi è entrata in funzione l'apposita piattaforma per il controllo del Green Pass al personale scolastico e ai genitori degli alunni che entrano negli istituti. Sulla certificazione verde è tornato in TV anche il presidente Fedriga, che ha precisato di essere contrario a chi vorrebbe mettere il Green Pass anche per andare in bagno, perché, ha aggiunto, si deve trovare un equilibrio sociale per tenere assieme il paese, cosa che Matteo Salvini ha fatto con grande lungimiranza, ha precisato il governatore, il quale ha poi ipotizzato che se anche una regione dovesse passare in zona arancione o rossa, con il Green Pass si potrebbe tenere aperto. Secondo Fedriga è sbagliato paventare nuovi lockdown perché quest'anno abbiamo armi in più che danno un'alternativa. Tornando alla ripartenza della scuola, oggi è arrivato anche il messaggio del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Siamo tornati in classe, è una gioia vedere le classi piene di ragazzi. Riparte una scuola che deve non solo riaprire, ha detto, ma anche ripensarsi, deve tornare ad essere il centro della nostra comunità ed essere conscia di se stessa. Il compito della scuola quest'anno è farci sentire paese.
Friuli Venezia Giulia Strada interverrà lungo alcuni tratti della viabilità presenti nei comuni di Pavia di Udine, Magnano in Riviera e San Giorgio di Nogaro per la sistemazione di incroci e la realizzazione di alcune rotonde. L'investimento complessivo è di 2 milioni di euro, lo ha stabilito la Giunta regionale. A Pavia di Udine saranno messi in sicurezza gli incroci tra le strade provinciali 2 e 78 in località Percoto. A Magnano sarà costruita una rotatoria in località Sette Ponti tra la strada regionale 20 Glemonese e la regionale 117 di Billerio. Infine a San Giorgio di Nogaro saranno realizzate 2 rotonde per la messa in sicurezza di altrettanti incroci lungo la ex strada provinciale. La 7ª edizione del Festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari si è conclusa con la consegna al giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, sotto scorta dal 2019, del premio in memoria di Daphne Caruana Galizia. Sentiamo. È stato assegnato al giornalista Paolo Berizzi il 4° premio Gli Ali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia. Con la cerimonia di consegna è terminata infatti l'edizione numero 7 della Kermesse, che ha portato a Ronchi dei Legionari 130 ospiti e fatto registrare una notevole affluenza di pubblico in 5 giorni, come la serata conclusiva con il palatenda quasi tutto esaurito per ascoltare la firma di Repubblica, sotto scorta per le sue inchieste sui movimenti neofascisti e neonazisti. Classe 72, Berizzi ha ricevuto minacce di morte proprio per il suo lavoro, tanto da essere costantemente monitorato dalle forze dell'ordine dal 2019. È un modo per commemorare Daphne e per non far spegnere i riflettori sulla sua morte, ha ricordato la sorella Corinne Vella, arrivata da Malta per la consegna del premio realizzato dall'artista triestino Fabio Rinaldi. Anche se i processi continuano ed è appurato che lo Stato sia stato responsabile della sua morte, non direttamente ma per aver creato l'ambiente che poi ha portato al suo decesso, la sua eredità è che quanto è stato scritto da Daphne poi sia avverato, ma purtroppo lei non è qui per poterlo vedere, ha concluso Vella. Spettacoli. È andato in scena ieri sera a Spilimbergo il concerto dell'organista Valerio Simonini nell'ambito della 29ª edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. Protagonista la musica di Bach. La chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone di Spilimbergo ha ospitato domenica sera il concerto dell'organista Valerio Simonini, selezionato quale miglior partecipante alla masterclass di organo condotta da Elisabeth Zawatke, concertista tedesca pordenonese d'adozione, dedicata a Johann Sebastian Bach. L'evento è stato realizzato nell'ambito della 29ª edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. La cosa speciale dell'organo è proprio quella di poter riprodurre diversi timbri, diverse sfumature di suono, dinamiche, in maniera del tutto acustica, cioè senza nessun tipo di artefatto elettronico come si usa molto spesso adesso. Invece è tutto meccanico, acustico, è tutto fatto in maniera naturale, diciamo così. Il concerto di Simonini ha proposto musiche prevalentemente del XIX e XX secolo, tratte dalla vastissima letteratura sviluppatasi attorno all'opera grandiosa di Johann Sebastian Bach, a buon titolo considerato il padre della musica europea, per molti il più grande musicista di tutti i tempi. Siamo così arrivati allo sport, 7 punti in 3 partite per l'Udinese che ieri ha vinto di misura contro lo Spezia in trasferta. Decisivo il gol di Samardzic a pochi istanti dal 90°. Ora i bianconeri sono attesi da 3 impegni ravvicinati difficili: Napoli, Roma e Fiorentina. Sentiamo. È una giornata di prime volte, la prima dello Spezia al picco in Serie A con più di 1000 tifosi, la prima dell'Udinese imbattuta lontano da casa in questo campionato, ed entrambe hanno validi motivi per vincere in questa terza giornata di Serie A Team. L'Udinese porta via 3 punti pesantissimi dalla Spezia e vince 1-0. E a fine gara mister Gotti è stato soddisfatto per i 3 punti e per la prestazione dei nuovi arrivati. Sentiamolo. Una partita che probabilmente sarebbe stata più giusta, per la quale il risultato più giusto sarebbe stato probabilmente il pareggio, perché le squadre si sono un po' equivalse, hanno avuto occasioni entrambe, hanno sofferto entrambe. In un campo però che è caldo in tutti i sensi, perché c'era calore del pubblico e anche una temperatura che ha messo in difficoltà più di qualcuno dei miei. 3 partite di campionato e è ovvio che siamo tutti contentissimi, mi auguro i tifosi come me in questo momento, siamo tutti contentissimi. La settimana prossima in 6 giorni affrontiamo Napoli, Roma e Fiorentina. Quindi diciamo che questa dote che ci portiamo via dalla Spezia questa sera
è un aiuto nell'affrontare 3 partite molto complicate. Estremamente difficile, ma non solo per il nome delle squadre, estremamente difficile perché le abbiamo anche viste, queste squadre abbiamo visto come stanno, abbiamo visto la cifra tecnica di cui dispongono e che esprimono, però insomma è chiaro che è diverso andare a affrontare questa settimana con 0 punti o con 7 punti, insomma ti dà uno spirito e una serenità diversa. Il telegiornale finisce qui, subito dopo c'è A voi la linea. Buon pomeriggio.